Locali chiusi, strutture in vendita, gestori che hanno lasciato il lavoro. È la triste situazione degli operatori economici di Zoagli a 2 mesi dalla mareggiata. La passeggiata non si può percorrere e così alcune attività non possono essere nemmeno raggiunte. Per esempio Pietra di Luna, dove il mare ha distrutto muretti, anche di un certo spessore, cancelli, ringhiere, la pavimentazione, le vetrate, l'intera piscina e gli impianti, rete idrica, elettrica e fognaria. I soci stanno valutando i lavori necessari per ripartire, ma non è semplice e la stagione turistica già mette il fiato sul collo. Sul sito Mondo Balneare è in vendita il ristorante Marina di Bardi. La struttura, si legge, molto conosciuta e apprezzata da quasi 20 anni, era stata integralmente ristrutturata la scorsa stagione ed ora risulta danneggiata soprattutto nella parte esterna. Il ristorante L'Arenella ha subito la stessa sorte, è irraggiungibile e distrutto, il gestore ha dovuto lasciare il locale. Ancora un esempio, quello dei bagni Silvano tra la piazza di Zoagli e l'inizio della passeggiata a mare. La volontà di ripartire c'è, spiega Anna Nickel, ma i tempi preoccupano. Si riuscirà a ripristinare tutto per l'estate? Domanda. Lo stabilimento ha subito danni per 250.000 euro. Telepace aveva registrato le immagini del disastro il giorno dopo la mareggiata. E in diretta TV nei giorni scorsi la presidente di Ascom Rapallo Zoagli ha auspicato l'intervento del sindaco per rimettere a nuovo la passeggiata e permettere così alle attività di investire sul futuro. I gestori di Pietra di Luna a loro volta confidano nella pronta reattività del comune perché possa sistemare il collegamento senza ritardi, altrimenti sostenere i danni subiti sarebbe ancora più problematico, tenendo conto che da quell'unica via passano non soltanto i turisti, ma anche le ditte che faranno i lavori di ripristino. Infine, i Bagni Silvano chiedono che il comune dia l'ok alla semplificazione burocratica, un documento che permetterebbe loro di partire subito con i lavori, evitando così altri adempimenti e lungaggini.